Grazie a una rete di Vito Lupo segnata quasi ad inizio gara, il Canicattì si laurea campione regionale di categoria di Coppa Italia d'eccellenza. La gara, che si è giocata al Reiti di Biancavilla, ha visto sugli spalti più di 500 spettatori, con una grande partecipazione di tifosi canicattinesi e ragusani. Presente anche il presidente della Lega Sicola, Santino Lopresti, che ha premiato la squadra vincitrice. Adesso il Canicattì parteciperà alla fase finale nazionale per avere accesso alla sospirata Serie D. Il cammino è lungo, ma tutto è possibile. L'azione del gol parte da Iraci, il cui cross viene respinto corto dalla difesa iblea. Si inserisce nell'azione Comegna, che alza il pallone, interviene di testa Vito Lupo, l'ex sacragantino, che insacca. Sarà questa la rete vincente del match. Da sottolineare che il Marina di Ragusa, con il Marina di Ragusa hanno giocato tante ex sacragantine, i tre fratelli Arena, Pellegrino e Vindigni, quest'ultimo espulso durante la gara. Ed ora occupiamoci di Olimpica Agregas, archiviata la vittoria di Vallelunga. La squadra si rituffa nella preparazione per presentarsi al cospetto del capolista Salemi nella migliore forma possibile. Tutti presenti i calciatori biancazzurri al raduno del martedì in vista dello scontro con il capolista Salemi. Intanto la società biancazzurra comunica che da mercoledì scorso, 30 gennaio, è possibile acquistare i biglietti della gara olimpica Acragas e Salemi, in programma appunto domenica prossima 3 febbraio a partire dalle ore 15 allo Stadio Seneto. In occasione del big match sarà aperto il settore ospiti. Il costo del biglietto per il sostenitore del Salemi è di 5 euro. È possibile acquistare i tagliandi in prevendita da Agrigento presso la pizzeria e rosticceria Pizza Stadio. I prezzi degli altri settori dello stadio rimangono invariati: 6 euro per la tribuna coperta e 4 euro per la curva sud. I bambini sino a 10 anni entreranno gratis. Domenica il botteghino dello Stadio Seneto sarà aperto a partire dalle ore 14. Infine una notizia che farà sicuramente piacere ai tifosi di Fede Biancazzurra: il bomber Gerlando Contino, attaccante del Pro Favara, potrà tornare a giocare regolarmente. La Corte Sportiva d'Appello infatti ha annullato la squalifica prevista sino al novembre 2023 per un presunto pugno sferrato all'arbitro della gara. Tutto chiarito fortunatamente, e grande la soddisfazione e la facilità espresse dallo stesso attaccante agrigentino.